Una vita spirituale sana è quella dimensione della nostra vita che non appesantisce, anzi alleggerisce, ci fa restare in posizione eretta. Certe visioni di fede un po' bigotta appesantiscono ed è il contrario rispetto alla volontà di Dio. Il Vangelo che oggi incontriamo è contestualizzato in una sinagoga. Non viene definito quale essa sia, possiamo intuirlo, ma non ne abbiamo la certezza. Ed è volutamente lasciato generico, cioè è un Vangelo che parla di ogni luogo, di ogni occasione in cui possa esserci l'incontro tra Dio e l'uomo. Come all'interno di una sinagoga, sempre di sabato, la sinagoga di Nazareth, Gesù aveva inaugurato il suo ministero, la sua missione messianica, in quanto figlio di Dio, e aveva aggiunto una frase alla fine del ripercorrere un brano di Isaia: oggi si è compiuta questa salvezza. Quell'oggi è ogni oggi, in ogni luogo, in ogni sinagoga, idealmente, dove l'uomo può riacquisire la posizione eretta. Posizione eretta che riacquisisce anche quella donna di cui ci viene parlato nel Vangelo, da 18 anni ripiegata. È l'immagine di un credente ripiegato su se stesso, sul proprio ombelico, autocentrato, incapace di restare in una dignità propria davanti a Dio. 18 è il numero della maturità anche per noi ed è l'immagine 6 per 3 nel modo di parlare ebraico che indica un'incompletezza ormai raggiunta, ormai stabile. Ecco, la venuta del Signore è qualcosa che fa ripartire tutto, è qualcosa che ti rimette in piedi e questo diventa un buon criterio per definire la salute della nostra vita spirituale. Ci sentiamo eretti, liberi, in piedi davanti a Dio o schiacciati da una religiosità che in qualche modo genera più sensi di colpa che sensi di libertà? Ecco, facciamoci aiutare oggi dalla verità che ci viene dal Vangelo per anche noi sperimentare questa libertà che ci viene dalla presenza di Dio nelle nostre vite.